un saluto sobrio perché l'intera comunità possa stringersi al dolore della famiglia di Sara Burattin, alla mamma e alla figlia. Si svolgeranno così domani pomeriggio nel santuario di San Gabriele i funerali della quarantenne uccisa con 50 coltellate dall'ex compagno. In comune è proclamato il lutto cittadino dalle 14 alle 18, scuole chiuse in anticipo, chiuso il municipio e tutti gli edifici pubblici. Anche i cittadini sono invitati a partecipare al dolore di tutta la comunità. La celebrazione, presieduta dal parroco Don Lodovico Casaro, sarà conclusa da un breve discorso di commiato della sindaca Anna Pittarello, che rivolgerà un pensiero particolare alle due famiglie della comunità coinvolte. Sabato nella stessa chiesa saranno celebrati anche i funerali di Alberto Pittarello, l'ex compagno della donna che dopo averla assassinata si è tolto la vita lanciandosi con il suo furgone nelle acque del Bacchiglione. Per permettere a quanti vorranno esserci di partecipare al funerale di Sara Burattin, nel sagrato della chiesa saranno posizionati degli altoparlanti. Il comune sta anche organizzando la gestione dei parcheggi.